Ecco, buonasera a tutti. Ultimo appuntamento del ciclo di seminari, ma ricordatevi abbiamo il 16 maggio un altro appuntamento, un special guest, che è una collega dell'Università di Olomouc che ci parlerà di bellissimi stucchi rinascimentali e rapporti tra la Boemia e l'Italia, in particolare Venezia. Comunque, oggi abbiamo due relatrici che ci parleranno di due progetti di ricerca, quindi di due argomenti che sono, come dire, molto operativi, no? Su quel tema che ci ha interessato in questo ciclo e che vi interessa ben oltre ovviamente questo ciclo, quindi legato alle corporazioni veneziane. La prima relatrice è Emilie Fiorucci, che ha fatto il suo dottorato di ricerca a Firenze al European Institute con una tesi proprio sui merciai, che è anche l'argomento del quale parlerà oggi, suppongo. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca come postdoc proprio al progetto Marven che presenterà oggi, quindi sulle mariegole veneziane, ma poi è stata coinvolta in una serie di altre iniziative. Credo che abbia collaborato anche con un collega del Dipartimento, con Pietro Amodeo, e ha pubblicato moltissimi articoli che ruotano così attorno al mondo delle corporazioni veneziane da un punto di vista di storia sociale, economica e un po' anche di genere, no? Perché ha scritto per esempio proprio un bellissimo articolo sul ruolo delle donne nelle corporazioni veneziane del Cinquecento. Ha scritto anche un articolo sui merciai, sulle loro relazioni sociali, sulle politiche patrimoniali e familiari, che è uscito, è molto recente, credo del 23, nel Mélange de l'École française di Roma. E poi sì, un altro articolo sul quale volevo brevemente portare l'attenzione è uscito in questo volume curato, no, da Valentina Sapienza e da Annabella Vitis sull'apprendistato a Venezia, dove si è occupata proprio dei merciai tra 500 e 600. Ho sicuramente dimenticato moltissime cose, però sicuramente avete capito che è la massima specialista dei merciai. E quindi attendiamo quello che ci insegnerà oggi. Prima di lasciarla parlare, presentiamo anche la seconda relatrice, Sara Olivieri, e passo la parola a Manuela. Sì, ecco, buongiorno e benvenuti anche da parte mia. Sono felice di introdurre la seconda relatrice di oggi, Sara Olivieri. Sara si è laureata in Storia dell'arte moderna a Ca' Foscari nel 2019 con una tesi dedicata al ciclo cristologico della chiesa di San Nicola dei Mendicoli. E di questo lavoro che appunto ha realizzato per la tesi ha avuto occasione di mostrare alcuni risultati recentemente, un paio di anni fa, al convegno organizzato da Chiese di Venezia nel 2022 insieme a Valentina Sapienza. Sara si è specializzata in archivistica presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Venezia e attualmente si occupa dell'insegnamento di legislazione archivistica e di archivistica tecnica presso la Scuola di Venezia e presso quella di Modena. Dopo il servizio civile all'Archivio Storico del Comune di Venezia e La Celestia, Sara ha avviato una collaborazione con l'Archivio di Stato, prima partecipando a progetti nazionali e internazionali di fotoriproduzione del patrimonio dei frari e poi svolgendo lavori archivistici di riordinamento, ricondizionamento e inventariazione su alcuni importanti fondi, tra cui archivi di enti pubblici novecenteschi e archivi privati.
Ha inoltre collaborato alla descrizione e al ricondizionamento dell'archivio di Filippo Valenti, conservato presso l'Archivio di Stato di Modena, il cui inventario è stato pubblicato nel 2022 nell'ambito delle pubblicazioni curate dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura. Dal 2019 Sara collabora attivamente con il Centro Studi Rive, e per il quale ho svolto ricerche finalizzate proprio al progetto che illustrerà oggi, e oggi si farà appunto portavoce di quella che è una ricerca corale portata avanti dal gruppo di Rive, dedicata alla committenza artistica e alle corporazioni veneziane. Quindi poi sentiremo Sara su questo. Allora, Bene. lasciamo parlare le due relatrici e facciamo una discussione alla fine, se siete d'accordo, così per non spezzare. Emily. Così. Sì. Ok, ringrazio per questa bella presentazione molto esaustiva. Se non avevo l'ansia adesso ce l'ho, quindi grazie. Ok, quindi oggi mi è stato affidato il compito di presentare i primi conseguimenti del progetto Marven, ovvero Mariegole veneziane, projet d'édition numérique des statuts des corporations vénitiennes 15e-16e siècle, uno dei sottoprogetti RIN Cornum finanziati dalla regione Normandia. Il progetto è stato avviato all'inizio del 2018 e ha preso il via nel giugno 2019, concludendosi nel marzo 2022. Questo progetto è stato diretto dalla professoressa Annabella Vitis ed è frutto della collaborazione tra il GRIS, ovvero il Groupe de Recherche d'Histoire de l'Università di Rouen, l'IRIS, che è l'Institut de Recherche Interdisciplinaire Hommes et Société, la Biblioteca del Museo Correr di Venezia, la Biblioteca Municipale de Rouen, nonché del finanziamento dell'unità digitale della Maison de Recherche en Sciences Humaines de Caen e di un ulteriore finanziamento dell'Università Ca' Foscari. Se a livello istituzionale Marven ha coinvolto numerose persone che non hanno collaborato tutto nello stesso momento, ed è stato anche presentato numerose volte durante la sua progressione, di cui una volta in questa sede con il Centro Studi Rive. Tanto lo scopo progettuale quanto l'esito raggiunto che sto per presentare ambiva e ambisce tuttora facilitare e garantire l'accesso ad alcuni manoscritti facenti parte di uno dei fondi più significativi conservati presso la biblioteca del Museo Correr, nonché la loro conservazione in formato digitale a lungo termine. Si muove? Sì. Si tratta delle Mariegole, ovvero statuti di arte e di scuole di devozione appartenenti alla classe quarta, un fondo composto da 227 segnature di Mariegole, raccolte da diversi fondi della biblioteca. Sebbene il corpus preso in considerazione è costituito da 24 diversi statuti, la cui riproduzione è pubblicata in open access, il progetto si è focalizzato su 13 arti che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'economia veneziana, legate per lo più alla produzione, al commercio di beni del lusso, sì, come i specchieri, i marteri, i varoteri, i veluderi. Sì. Scusate che ho preso, ovviamente. Dove siamo? Qua. Okay. Di queste, perseguendo il secondo degli obiettivi progettuali, è stata costruita una base di dati capace di garantire l'effettuazione di ricerche tematiche concernenti il contenuto dei singoli statuti. Questo è stato reso possibile dall'elaborazione di un complesso sistema di tagging in grado di segnalare il tema di ogni singola regola, classificarne il contenuto, individuare determinati elementi formali o estrinseci, nonché indicare la posizione entro i matricolari. Tenendo conto di ciò, si è peraltro ritenuto utile includere una sintesi per ogni regola, così da fornire ai ricercatori un'ulteriore facilitazione d'accesso alle informazioni. Se oggi il mio scopo è quello di presentare il principale dei conseguimenti del progetto, ovvero l'interfaccia di interrogazione e fruizione, esso si compone di due anime intrinsecamente legate tra di loro.
Da una parte abbiamo la fonte storica e il suo contenuto, da un lato gli strumenti e il suo trattamento digitale dall'altra. Per tale ragione, durante la mia presentazione mi soffermerò prima sulla fonte e la metodologia, per poi passare a una presentazione un po' più concreta. Quindi la fonte. Lo strumento indispensabile a chi vuole affrontare questa fonte è l'inventario di descrizione realizzato da Barbara Vanin e Paolo Eluteri, nel quale gli autori hanno evidenziato le caratteristiche salienti degli statuti delle corporazioni veneziane. Esse sono molteplici e tra queste ne cito qualcune. Possiamo parlare prima della loro infinitezza. In termini generali, infatti, gli statuti non sono un documento fisso, concluso e finito. Al contrario, sono concepiti fin dall'inizio come entità in perpetua evoluzione e progressivo aggiornamento. Quindi, in altro termine, si parla di un documento aperto. Quindi ci sono dei statuti di cui le norme abbracciano 2 o addirittura 3 secoli. Si tratta invero della raccolta di norme in costante e continua evoluzione, poiché, come ovvio, le regole si adattano alle pratiche, vale a dire al contesto esterno, che sia politico e economico. Si può anche aggiungere che per gli incorporati gli statuti avevano un valore giuridico che dava loro ufficialità e legittimità. Ci sono testimonianze che dimostrano inequivocabilmente come la documentazione corporativa venisse spesso richiesta. Per esempio, in caso di incorporazione forzate, e cito, non in veneziano ma in italiano, quindi Domenico Zuberti compare in albergo e con molte parole disoneste disse di non voler entrare nella scuola, quindi dei merciai, se non lui erano state procurate tutte le copie che sono nella mariegola e che riguardano quella materia. Lui è stato risposto che non si usava in questa scuola di dare copie, che se voleva poteva leggere lui o fare leggere tutti gli ordini. E lui rispondi che non voleva né vedere né far vedere, ma che voleva le copie. Non si può trascurare che si tratta di documenti anche ibrido, i quali difficilmente si possono ridurre al mero insieme di regole interne. Non di rado, infatti, possono contenere le trascrizioni di deliberazione, decreti promulgati dal governo centrale in relazione a ciascuno arte e mestieri. E per esempio, qua ho messo una slide e vedete che c'è un atto notarile dove è citato quindi l'insegna, il nome e più dopo avete anche il nome del notaio. Quindi mi porta a parlare una delle quarte caratteristiche di questi supporti, ovvero che non sono anonimi o anonimizzati. Quindi si trova il nome degli incorporati, il nome del notaio, dei magistrati. Mi avvio verso la conclusione, diciamo, di questa parte e riguardo tutte le miniature, gli aspetti formali e estrinseci. Le miniature, ad esempio, offrono preziose informazioni per lo studio delle iconografie e delle iconologie proprie di ogni singola scuola. Le lettere miniate, che ovviamente impreziosiscono il testo, con le decorazioni non solo contribuiscono ad arricchire la preziosità dei documenti, ma talvolta vengono adottate per enfatizzare l'importanza di specifiche sezioni e dare conseguimento da mettere in risalto una o l'altra regola. E quindi anche lì potremmo anche parlare di una sorta di gerarchizzazione iconografica. Per una più articolata disamina di almeno parte degli aspetti appena enumerati, rimando alla presentazione a più voci tenuta in questa sede dalla dottoressa Monica Viero, dal dottor Gabriele Paglia, la professoressa Anna Bellavitis e il dottore Matteo Pompermeier. La trovate online. Ecco, quindi come sarà emerso il progetto? Fin dall'attenta analisi della fonte, in sede di definizione progettuale, ha mirato a considerare la fonte nel suo insieme articolato di caratteristiche,
tenendo in debita considerazione tanto gli aspetti estrinseci quanto quelli intrinseci, non solo come interesse di ricerca orientato al bene documentario, preparatorio alla costituzione di uno strumento informativo, ma anche nell'ideazione e nella realizzazione del database e dell'interfaccia di interrogazione e fruizione, tanto dei dati quanto della digitalizzazione prodotte nell'ambito del progetto. Dove sono qua? Sì. Dati i vincoli di risorse economiche e di tempo, l'originaria idea di dedicarsi alla trascrizione è stata presto abbandonata. In alternativa è stato adottato un approccio esplorativo del corpus volto a mappare il contenuto informativo potenzialmente traibile delle variegole, nell'ottica di una possibile estensione ad altri fonti simile e quindi applicabile a altri contesti nazionali o internazionali. L'attento lavoro di concettualizzazione ha portato in particolare all'adozione di specifici marcatori, quelli che vedete, ovvero dei tag, ognuno corrispondente a una tematica definita, in grado di classificare e descrivere ogni singola regola contenuta in ciascuno dei statuti trattati. Il metodo di elaborazione, sintetizzazione e codifica del contenuto delle regole è stato fondato sulla segmentazione in regola. Considerate queste come le unità elementari sul piano logico-concettuale. La regola, dal punto di vista informatico, che è ben diversa dal punto di vista storico, rappresenta una porzione di testo disposto su una o più pagine e corrisponde a una decisione registrata in modo specifico e dotata di un'unità semantica e concettuale. Nel nostro progetto questa unitarietà e coerenza semantica è stata tradotta in una serie di tematiche generali ben definito dal gruppo di ricerca e quindi associato alle varie categorie elaborate a partire dai registri a nostra disposizione. Ciascuna regola è stata quindi collegata a uno o più di questi temi, quelli che vi ho mostrato prima, per agevolarne l'identificazione da parte dei ricercatori. Dopo un anno di attività, si è ritenuto necessario arricchire il modello descrittivo così da permettere l'individuazione della presenza di nomi, di persona, miniatura e decorazione a livello di regola ma anche di pagina. Questo adattamento del data model è stato motivato dalla volontà di estendere l'analisi non solo a livello della regola, ma anche a quella della pagina. Questo tuttavia ha comportato un significativo incremento della complessità anche in termini di produzione e verifica dei dati. Il lavoro di trattamento operato su Excel ha comportato una parziale ridefinizione dello strumento di ricerca con una focalizzazione sull'ottimizzazione della modalità di ricerca trasversale per temi, date, nomi e miniature. Questo processo è stato facilitato da una stretta collaborazione con les ingénieurs d'études de l'Institut de recherche interdisciplinaire Hommes et Société del gruppo de recherche Histoire dell'Università di Rouen, che hanno contribuito quindi al trattamento dei dati, il trattamento informatico dei dati. Allora, vorrei ricordare che base di dati ha una funzione strumentale nei confronti della ricerca. È frutto certo della ricerca la definizione del modello concettuale di rappresentazione, il lento lavoro di metadatazione, il tutto svolto con l'attenzione all'attendibilità storica, ma costituisce solo uno strumento per organizzare le informazioni storiche in funzione di specifici interessi di ricerca che si esprimono anche attraverso l'uso, ma non solo della base dei dati. Quindi l'obiettivo di costruire uno strumento per l'esplorazione, la fruizione e lo studio delle regole di selezionate scuole di arti e mestieri è stato raggiunto e si manifesta attraverso due distinti ma interconnessi contesti web, entrambi consultabili in 3 diverse lingue, ovvero italiano, francese e inglese. Il primo è Nakala, un data repository che garantisce l'accesso open access di 24 statuti, ovvero 4.057 immagini ad alta risoluzione, efficacemente fruibile grazie al framework IIIF.
Nacala è un servizio fornito dall'Infrastrutture Nazionale francese incaricata di sostenere la rivoluzione digitale nelle scienze umane. Il concetto qual è? Che si tratta di uno strumento chiave in mano per depositare i dati, renderli accessibili e soprattutto perpetuarli nel tempo attraverso un URL stabile. In altre parole, se tra 10 anni troverete un articolo con un link che rimanda a questa fonte, teoricamente il link sarà ancora valido. Nacala quindi è un repository che ha permesso la creazione attraverso il nostro corpus di una vera e propria collezione digitale. Come si può vedere, è stata effettuata la metadatazione e la traduzione dei metadati in doppia lingua, tanto ai livelli generali del fondo e della mariegola, quanto a quello particolare delle singole regole. Nacala offre la possibilità di consultare gli statuti online, ma permette altresì di scaricare le immagini come forse lo vedete o non lo vedete, avete l'icona scaricare, ecco. Mi soffermo molto brevemente su Nacala perché ci torniamo tra un po'. Ecco, quindi il progetto si è fermato nel 2022, però il lavoro è proseguito principalmente per merito di François Delisle e Guillaume Querel, che non poco si sono impegnati al fine di rendere lo strumento di ricerca direttamente interrogabile online utilizzando XML e AD, quindi per codificare le descrizioni archivistiche, e la soluzione Max del polo digitale di Caen. Ecco, e questo è il sito. Quindi il sito presenta 6 rubriche, l'home page, la metodologia, dove se non sono abbastanza chiara oggi c'è il reparto, c'è la sezione metodologia, e poi c'è la sezione registri, dove sono rese accessibili la riproduzione questa volta dei 15 registri che sono stati trattati, e la sezione valigetta nella quale si possono salvare le ricerche che uno fa mano a mano. E sulla maschera di interrogazione, che è qua. Quindi la ricerca multicriterio, che avete dove c'è scritto tematicchia, la ricerca multicriterio permette di operare indagini trasversali incrociando diverse caratteristiche delle norme e del registro che le contiene. I diversi aspetti caratterizzanti sono stati indicati per mezzo di specifici termini in grado di segnalare la menzione di una corporazione o di una magistratura, la presenza dei nomi di magistrati, compagni e altri. Elementi decorativi di cancellazione e di collocazione archivistica del registro a cui appartiene la regola, come anche di nomi di corporazione o ancora la data specifica. Quindi nella pratica si compie una ricerca per argomenti attraverso un filtraggio per tipi. Ad esempio, se voglio studiare, non so, cioè fare una ricerca sull'apprendistato e gli apprendisti, restringendo il campo a una o due o tre corporazioni, io avevo scelto detentori, merciai e oresi, e il risultato si presenta così, per cui avete 63, non si vede proprio niente, 63 risultati. Quindi vengono estratti dalla banca dati tutte le regole che soddisfano i criteri. I temi selezionati sono cumulativi ma non si sovrappongono. Esempio, famiglie e donne fornirà tutte le regole che includono o l'altro di questi, uno o l'altro di questi temi e non uno e l'altro. Questo è importante. Quindi se cliccando su uno dei risultati arrivate su un'interfaccia dove vedete la norma collegata a tutto il suo insieme, il che permette anche di avere una visualità molto più nel contesto, diciamo. Ecco. Quindi, per esempio, un altro esempio, se per chi è interessato a, non lo so, sì, le miniature e le note marginali, ecco, in questo caso ci sono 19 risultati
avevamo messo con le decorazioni e delle note, in questo caso si vede che dal risultato che è poco sulla quantità, vedete che l'operatore logico non è più quello di prima, ma è E, ovvero vi fornisce le decorazioni e le note. Ecco. E quello che non ho detto prima è che schiacciando anche sull'immagine avete direttamente accesso a Nacala e quindi lo potete vedere in più grande. Ecco. I prossimi mesi saranno dedicati a ultimare la bonifica dei dati e a compiere analisi quantitative in grado di fornire spunti di ricerca. Quest'ultime a partire dalle analisi più elementari, come ad esempio il numero di temi per registro. Qui, a titolo esemplificativo, gli esiti di una prima ricognizione che permette di osservare come nel complesso siano presenti poche regole concernenti, ma questo senza grandi sorprese, le tecniche, le donne, la famiglia, mentre ampiamente rappresentate quelle relative ai tre macro temi, ovvero internal management, work regulation e le tasse. Poi, per esempio, facendo un focus sul tema dell'apprendistato, ci sono 188 regole afferenti al tema e sono generalmente sparse su tutto il periodo, con l'eccezione di 52 su 188 che risultano non datate e quindi non sono facilmente ricollocabili al continuum temporale. Come si può notare, più puntiforme, e ciò costituisce un'eccezione, è la distribuzione temporale delle regole sull'apprendistato riferibile ai tappezzieri circoscritte nel decennio che dal 1765 giunge fino al 1775. Ma soprattutto anche i tappezzieri erano anche incorporati con i merciai, quindi il momento dove dove si nota un eccesso di norme quando si separano dai merciai. E quindi notiamo anche che i specchieri maggiormente concentrato attorno al 1565 è il primo momento dove loro si dotano di norme. E anche loro erano con i merciai. In effetti le ricerche sull'arte vetraia hanno dimostrato che i fabbricanti di specchi disponevano di norme autonome prima di staccarsi dall'arte di merciaie. La cisione avviene il 19 agosto 1569, permettendo che la Mariegola 70 viene redatta in una fase in cui i specchieri erano ancora sostanzialmente dipendenti dai merciai, mentre la Mariegola 224 rappresenta un momento successivo della separazione, giungendo a sancire materialmente la creazione di un'arte più o meno autonoma dei specchieri. Dall'osservazione comparata dei loro contenuti è possibile verificare come appena distaccato dai merciai l'apprendistato nell'arte dei specchieri viene disciplinato in modo non continuo ma certo più regolare. Il caso dei specchieri permette di dare evidenza a un aspetto che rischia di passare inosservato, ovvero che lo studio su specifiche questioni pertinenti a un'arte, volendo essere esaustivo, deve considerare la possibile esistenza di più statuti, non solo perché ridefiniti i momenti diversi della vita della corporazione, ma anche perché trattandosi di strumenti funzionali erano soggette a coppie. Nell'aprile 1667 viene ordinato di fare, cito, di far trascrivere in bel carattere in carta pergamena la suddetta matricola con distinzione delle leggi con la tavola aggiustata. Nell'agosto dello stesso anno gli errori di copia risultavano emendati sotto la supervisione e con l'approvazione della magistratura competente. È plausibile, se non probabile, che la nuova redazione sia quella oggi nota come la Mariegola 225, che per certo nacque in quello stesso momento. In tal senso, Marven costituisce un prezioso strumento che permette di operare efficacemente ricerche sulle diverse versioni e redazione dello statuto di un'arte, restituendo una visione d'insieme
in grado di fornire un punto di osservazione tanto sincronico quanto diacronico. Per concludere, Marven non si esaurisce sulla utilità in questi termini, ovvero facilitare l'accesso ai contenuti, ma in un'ottica di integrazione informativa l'accesso ai contenuti della Mariegola, agevolato quindi dallo strumento oggi presentato, non solo garantisce uno strumento atto a meglio comprendere le strutture e il funzionamento delle corporazioni, anche nell'interazione con le magistrature, l'organizzazione del lavoro, eccetera, ma fornisce in combinazione ad altre risorse informative, ad esempio altre basi di dati, uno strumento in grado di raffinare le analisi storiche su alcuni aspetti particolari. Ad esempio, riprendo il tema dell'apprendistato, focalizzando l'attenzione sul database Garzoni. Il rapido recupero delle regole concernenti direttamente o indirettamente il garzonato e i garzoni permette di approcciare più criticamente in forma contestualizzata i dati trattati e quindi oggi analizzabile dai registri accordi garzoni del Fondo della Giustizia Vecchia. Avrei più esempi, però per un esempio molto veloce prima di concludere. Ecco, quello che si evince su una tematica del progetto Garzoni, si verifica per esempio un picco di registrazione del garzonato per i specchieri a partire dal 1640 fino al 1669, tant'è che in reazione al picco di apprendisti dei specchieri, il 1° marzo 1665 la durata del periodo formativo viene stabilita a 6 anni, cito, essendoci nell'arte nostra un grandissimo quantità di garzoni come anche di lavoranti che vengono a fare le loro prove. Si osserva anche dopo il 1679 un'assenza di registrazione di contratto. Esso potrebbe essere una buona parte spiegato dal fatto che nel 1675 viene deciso di, cito, star per anni 10 senza pigliare garzoni. Il Collegio alle Arti approva la decisione ma modifica la durata a 6 anni invece di 10. Essendo questa regola non del tutto rispettata, questo viene ribadito nel 1678, mentre nel 1681 la proibizione è prorogata a 4 anni. Nel frattempo, la chiusura dell'arte agli stranieri, il monopolio progressivo concesso ai figli di maestri sono altrettanti elementi da prendere in considerazione. Spero che questo breve intervento è stato in grado di darvi un overview a 360 gradi del progetto. Ringrazio per avermi dato l'opportunità di presentare oggi. Colgo l'occasione per ringraziare soprattutto François Delisle dell'Università di Rouen e Jacopo Cossu per l'aiuto prezioso dato nella presentazione di questo paper. Ecco. Buonasera a tutte e a tutti, anche a chi ci segue da remoto. Innanzitutto permettetemi di ringraziare in particolare Manuela Bragagnolo, Giovanni Maria Fara, Martina Frank e Valentina Sapienza per avermi invitata a presentare il progetto del Centro Studi Rive. I miei ringraziamenti vanno anche a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito all'organizzazione del ciclo di seminari di quest'anno, che appunto oggi ho l'onore di concludere insieme a Emily Fiorucci. Come già accennato, ci tengo a sottolineare nuovamente quanto il mio ruolo in realtà oggi sia quello di una portavoce. Il progetto di ricerca oggetto di questo mio intervento è in realtà infatti un progetto corale, per usare un termine a noi caro, che nasce all'interno del centro studi come evoluzione di tutta una serie di attività portate avanti e sviluppate nell'ambito di Rive in questi anni. Tra le tante vorrei ricordare il seminario itinerante che il gruppo di ricerca di Rive ha organizzato nel luglio del 2021. Sicuramente ricordiamo tutti il caldo di quelle 3 bellissime giornate e anche la difficoltà dell'accesso ad alcuni luoghi ecclesiastici in un periodo che ancora risentiva delle conseguenze della pandemia.
Ecco, questa pur breve esperienza di riscoperta e di studio anche sul campo di alcuni degli altari di alcune delle scuole d'arte veneziane, per un totale di 20 corporazioni localizzate in 14 parrocchie della città, ci ha permesso proprio di sondare il tema della committenza artistica delle corporazioni e di andare a confermarne la natura di terreno fertile di ricerca. Ha così preso forma il progetto sotto la direzione scientifica di Valentina Sapienza e portato avanti appunto grazie ai membri del gruppo di ricerca del Centro Studi e alle studentesse di Ca' Foscari che stanno svolgendo presso Rive la propria attività sostitutiva di tirocinio, ma anche grazie al continuo confronto e al supporto dei colleghi, vorrei citare Annabella Vitis, Manuela Bragagnolo, Martina Frank, Gianmaria Guidarelli, Michelle Hockman e molti altri che qui non ho inserito, ma appunto colleghi con cui ci confrontiamo e intendiamo mantenere un rapporto privilegiato anche in vista di una prossima costituzione di un comitato scientifico per il progetto. Ma cosa significa appunto analizzare la committenza artistica delle corporazioni di arti e mestieri all'interno del ricco tessuto urbano della Venezia di età moderna? Significa innanzitutto gettare nuova luce su un campo che è pressoché inesplorato e che, contrariamente ai numerosi studi storici, economici e sociali dedicati alle corporazioni, è stato pressoché disertato dagli storici dell'arte. Ecco, proprio gli studi sulle corporazioni costituiscono per noi chiaramente una solida base di partenza e quindi vorrei soffermarmi brevemente sullo stato attuale dell'arte, la cui presentazione ci consente proprio di mettere in luce quelli che sono gli obiettivi e i focus del progetto. È noto che le scuole professionali, per così dire, dotate di un proprio statuto, quindi istituzionalizzate formalmente, ammontano complessivamente durante tutto l'arco della Repubblica di Venezia a circa 200. E questo è un numero che peraltro subisce un incremento notevole proprio nel periodo moderno, insieme a un vero e proprio sforzo di regolamentazione. E questo è testimoniato dal numero di mariegole che sono giunte fino a noi in originale, che sono circa un'ottantina. Grazie agli statuti sappiamo che ogni arte si occupava di disciplinare il proprio settore di attività, assicurando al tempo stesso anche il controllo e il rispetto delle leggi e esercitando un controllo sulla qualità dei prodotti, in modo da garantire sempre alto il prestigio del mercato veneziano. Ma oltre a dotarsi di regole e a provvedere internamente al loro rispetto, le corporazioni erano poi sottoposte al controllo del governo della Serenissima e in particolare questo avveniva attraverso alcune magistrature. Penso alla giustizia vecchia, ai provveditori di comune e alla milizia da mar, per citare appunto i principali ufficia che erano incaricati del controllo delle arti. Le nostre conoscenze sul mondo dei mestieri veneziani sono state arricchite negli ultimi decenni da numerosi contributi. Naturalmente non è possibile passare ora in rassegna tutta la storiografia completa dedicata alle corporazioni d'arti e mestieri, la vedete qui veramente sintetizzata, estremamente sintetizzata, e vorrei ricordare almeno alcuni dei passaggi fondamentali che hanno inciso proprio sull'evoluzione degli studi. Passaggi che sono peraltro rievocati nelle famose sintesi contenute nei volumi della storia di Venezia pubblicati dalla Treccani. Tra i contributi più recenti bisogna ricordare il volume di Richard McKinney del 2019, ma ancora prima non possiamo non citare il famoso contributo dedicato al Return of the Guilds di Lucassen, De Moor e Van Zanden, un contributo che ha permesso di rinquadrare il problema delle gilde nella prospettiva del nuovo approccio della storia globale del lavoro. Ecco, contemporaneamente sono state sviluppate ricerche in ambito europeo sulla regolamentazione, sull'apprendistato, sulle dinamiche economiche in generale, sul ruolo degli stranieri e infine, in tempi ancora più recenti, sulla presenza femminile e sul ruolo delle donne all'interno delle botteghe e dei sodalizi. Sottolineo appunto tra i contributi l'ultimo volume frutto del progetto Garzoni che ha citato anche Emilie, dedicato appunto al garzonato veneziano in età moderna. Tutto sommato abbastanza rari appaiono invece i contributi dedicati alle singole corporazioni veneziane.
Inoltre, se escludiamo il breve articolo di Peter Humphrey e Richard McKinney dell'86, gli studiosi non hanno appunto mai preso in considerazione, o quantomeno non in maniera sistematica, il ruolo delle corporazioni come committenti artistici, concentrandosi appunto, come dicevamo, su aspetti storici, economici e sociali. Ed è questa una mancanza abbastanza curiosa se consideriamo la quantità e anche la qualità delle opere d'arte legate alle corporazioni, la cui messa in ombra può parzialmente essere motivata dal ruolo preponderante svolto a Venezia dalle scuole grandi. Partendo dunque da queste considerazioni, il nostro progetto si presenta oggi come uno studio di fattibilità di un progetto ben più ambizioso e che speriamo possa essere presto finanziato, un progetto che ruota attorno a 3 principali assi di ricerca, che sono paralleli ma al tempo stesso fortemente interconnessi. Ecco, un primo obiettivo che ci poniamo è quello di effettuare una mappatura generale delle sedi devozionali, quindi altari e cappelle, e delle sedi istituzionali, quindi le scuole, in particolare cercando di cogliere il ruolo delle corporazioni come committenti artistici attraverso i propri luoghi. In secondo luogo, l'analisi delle modalità di disseminazione delle botteghe all'interno dello spazio urbano e in particolare l'analisi della relazione tra la localizzazione delle botteghe e la scelta da parte dell'arte stessa della sede istituzionale e devozionale. Infine, ci proponiamo di indagare le strategie visuali e spaziali adottate dalle gilde, ovvero la produzione e l'uso di immagini mirata all'autorappresentazione e alla costruzione identitaria della scuola. Ecco, per quanto riguarda il primo asse di ricerca, la devozione all'interno delle scuole di mestiere è un tema sicuramente centrale per chiunque desideri comprendere appieno il ruolo delle corporazioni in età moderna e soprattutto in ambito storico-artistico. Si tratta infatti di un aspetto presente in ogni momento significativo della vita dei sodalizi. Basti pensare ad esempio all'obbligo dei membri di partecipare alle messe in occasione delle festività legate al Santo Patrono, la partecipazione alle processioni o ad altre cerimonie rituali della vita cittadina, o ancora al bacio alla mariegola, che veniva appunto effettuato da parte di ogni nuovo confratello che entrava a far parte del sodalizio, un gesto chiaramente profondamente devozionale. Ottenere il giuspatronato di un altare e un luogo di sepoltura per i propri membri rappresentava una delle preoccupazioni principali di ogni arte. È ancora da chiarire poi la funzione delle sedi istituzionali. Oltre allo svolgimento delle riunioni e poi delle prove con cui i garzoni diventavano maestri al termine del proprio apprendistato, in questi spazi si tenevano evidentemente anche cerimonie religiose, come testimoniano numerose fonti, nonché la presenza molto frequente di altari con tanto di pala e di decorazioni a tema religioso. Insieme alle scuole di devozione e ai committenti privati, anche le gilde contribuiscono quindi a imprimere il segno negli spazi religiosi e nel tessuto urbano di Venezia, attraverso una complessa dinamica che le vede partecipi sia come singoli cittadini che come collettività. Ecco allora che una mappatura generale di altari, sedi devozionali e sedi istituzionali permette di investigare molteplici aspetti. Per gli altari e le cappelle e le rispettive decorazioni, molte sono infatti le domande che ci possiamo porre. Quando e perché si rinnova un apparato decorativo connesso con uno spazio delle arti? Chi lo decide? Qual è il peso dei committenti, inteso come gruppo sociale, e qual è il peso invece dei singoli individui? E come funziona il rapporto con gli artisti? Chi li sceglie esattamente? Chi dialoga con loro? A finanziare l'impresa è sempre il gruppo o i singoli personaggi di spicco? A proposito dello spazio ecclesiastico, quali sono le relazioni con gli altri sodalizi? E potremmo continuare così a lungo. Lo studio delle sedi istituzionali, da un punto di vista storico-architettonico, è certamente poi uno degli aspetti più negletti per quanto riguarda il ruolo delle corporazioni come committenti artistici. E di nuovo molte sono le domande di ricerca a cui bisognerà tentare perlomeno di rispondere. Ad esempio, le scuole costruiscono ex novo la propria sede oppure riutilizzano strutture preesistenti? E in che modo e che soluzioni architettoniche prediligono? Si possono evidenziare similitudini e o differenze nella scelta delle tipologie architettoniche e delle relative decorazioni? Che funzione hanno questi spazi? Si tratta di meri spazi di rappresentanza oppure sono veri e propri ambienti di servizio con finalità pratiche?
Un'altra questione da indagare sono poi le dinamiche di migrazione delle scuole da una parrocchia all'altra, ma anche poi all'interno dello stesso edificio religioso. Non sono infatti rari i casi in cui gli altari vengono in un certo senso ridistribuiti e i sodalizi migrano da un luogo all'altro. Ecco allora in che circostanza una corporazione decide di spostarsi, per esempio, da un sestiere all'altro? Quali sono le principali motivazioni e le conseguenze che derivano dallo spostamento? Ci sono dinamiche riconoscibili e ripetitive? Come lo spostamento mette in evidenza i rapporti con le altre scuole? Gli spostamenti all'interno della stessa chiesa hanno una motivazione per così dire gerarchica e dunque possono contribuire a ripensare anche la funzione dello spazio ecclesiastico tutto quanto. Passando invece al secondo asse di ricerca, il contributo delle corporazioni nel ridisegnare gli spazi della città, talvolta in modo quasi pervasivo, è innegabile e pure l'odierna toponomastica ce lo ricorda. La distribuzione delle botteghe nel tessuto urbano dipende chiaramente da numerosi fattori. Molte attività, ad esempio, richiedevano siti con determinate caratteristiche. Penso ad esempio alle arti legate alla manifattura del vetro, della cera, dei metalli, ai tintori. Molti artigiani e artisti necessitavano poi di un accesso diretto ai canali per il trasporto delle merci o anche per la vendita dei prodotti stessi. Ancora, non sono rari i casi di una marcata predilezione di certi commercianti per le zone limitrofe ai luoghi istituzionali e politici della città, quindi a Piazza San Marco o alla piazzaforte commerciale, quindi il cuore economico di Rialto. Ecco quindi che queste dinamiche di distribuzione possono essere un oggetto di ricerca ricco che porta a nuovi interrogativi. La proliferazione di botteghe in una specifica zona della città e in un particolare momento storico è connessa alla presenza delle sedi devozionali e istituzionali dell'arte? Quali sono esattamente le dinamiche tra la disseminazione delle botteghe e la localizzazione dei luoghi delle scuole, quindi delle sedi? Le sedi istituzionali o devozionali funzionano come poli di attrazione per le attività commerciali e produttive o viceversa è la concentrazione delle botteghe che influenza la scuola nella scelta delle proprie sedi. Infine il terzo asse. Il lavoro manuale è da sempre oggetto di rappresentazioni prototipiche del lavoro dell'uomo. Sembrano però ancora tutte da indagare invece le modalità con le quali le corporazioni stesse si autorappresentano e costruiscono la propria immagine identitaria per riconoscersi e farsi riconoscere. Bisognerà inoltre capire se e in che modo le strategie visuali adottate riflettano l'appartenenza delle corporazioni al corpo politico, religioso e sociale della città di Venezia. Per rispondere allora a questi interrogativi, indagheremo le motivazioni che stanno alla base, ad esempio, della scelta del santo patrono, che è il perno fondamentale della devozione e della vita di ogni arte, la funzione poi specifica delle immagini cristologiche e in particolare eventualmente dei temi legati alla passione, per indicare le modalità con cui le arti si iscrivono nella più ampia storia della salvezza, e ancora la presenza eventuale della figura del doge, della dogaressa o di altri personaggi politici all'interno delle scene, evidente segno di legami dei membri del sodalizio con la sfera politica di Venezia. Ecco, come ogni studio, anche la nostra ricerca ha preso avvio, come dicevamo prima, dagli studi, dalle fonti bibliografiche, ma ci siamo fin da subito confrontati con la necessità di un'approfondita indagine archivistica, che per il momento abbiamo concentrato su una selezione di corporazioni. Stiamo infatti prendendo in considerazione in particolare le arti per le quali abbiamo a disposizione una o più mariegole, oltre al capitolare antico, e una serie di opere da collegare direttamente alla loro committenza, che includono quindi ovviamente altari e sedi istituzionali. Quali sono dunque le fonti primarie che abbiamo iniziato ad analizzare? Naturalmente, innanzitutto le mariegole, anzi appunto, come accennavo, la presenza o meno della mariegola ci ha guidati in questa prima fase nella selezione delle arti da trattare. Ecco, lo spoglio della mariegola permetterà di rintracciare, ad esempio, lo spostamento degli altari, eventuali accordi con i capitoli delle chiese, per la decorazione degli spazi a loro pertinenti, le relazioni con gli altri sodalizi presenti in parrocchia e ancora l'individuazione dei luoghi di riunione che spesso sono precisati proprio in apertura alle parti. Concentrandoci poi sugli spazi devozionali,
Una fonte estremamente interessante per gli obiettivi che ci poniamo è sicuramente la visita apostolica del 1581 e poi le visite pastorali conservate presso l'Archivio Storico del Patriarcato. Le visite, che si fanno più accurate dopo il Concilio di Trento, descrivono infatti la posizione degli altari nell'edificio religioso, indicandone anche il giuspatronato. Chiaramente la preoccupazione del visitatore riguarda essenzialmente il decoro degli altari e delle chiese, ma per la nostra ricerca alcune informazioni risultano comunque molto preziose. Confrontando le visite si possono infatti ricostruire ad esempio gli spostamenti degli altari e delle cappelle, la loro consacrazione, il loro stato di conservazione, quindi eventuali restauri, rinnovi e talvolta proprio anche la presenza di opere d'arte. Per quanto riguarda poi nello specifico gli attori coinvolti, quindi i membri dei sodalizi, gli artigiani e anche gli artisti e le botteghe, oltre al database Garzoni appunto già ricordato, numerose sono poi le fonti primarie di riferimento, sicuramente le condizioni di decima e in particolare ci concentreremo su quelle del 1566 e del 1581, poi gli status animarum, che per Venezia sono diciamo presenti per gli anni in particolare 90 del 500 e infine le anagrafi curate dai provveditori alla sanità che riguardano invece il XVII secolo. Ancora il complesso ovviamente del fondo Arte e Collegi è importante sia per l'aspetto delle localizzazioni delle sedi degli altari che per l'analisi dei protagonisti in gioco. Il fondo conserva infatti mariegole, parti e capitoli e quindi un'eterogeneità di documenti che per l'importanza delle informazioni contenute non possiamo chiaramente tralasciare. Allo stesso modo il Fondo della Giustizia Vecchia, quello della Milizia d'Amar e l'Inquisitorato alle Arti presentano fonti importanti sia per le botteghe, penso appunto agli accordi di Garzonato, ma anche molti riferimenti alle insegne e dunque proprio a quelle strategie visuali e iconografiche di cui parlavamo prima. Infine, un'altra fonte risulta sicuramente molto utile, fonte prodotta questa volta agli inizi del XIX secolo, quindi più tarda rispetto alle altre, e sono le statistiche demaniali della Direzione Dipartimentale del Demanio, che presentano preziosissimi inventari di oggetti, arredi e opere delle istituzioni soppresse e che sono spesso fondamentali per seguire il destino delle opere in seguito alla dispersione del patrimonio causata dalla demanializzazione. Ecco, vorrei ora illustrare 3 brevi esempi, casi studio, che possono appunto evidenziare il fondamento degli interrogativi che ci poniamo e anche mostrare come l'utilizzo incrociato di differenti tipologie di fonti contribuisca a mettere in luce aspetti, se non alcune delle prime risposte. Esempi, come dicevo prima, che riguardano le scuole alcune delle scuole che abbiamo scelto per questa prima fase di ricognizione e vaglio delle fonti, utilizzando appunto come criteri della selezione la presenza di capitolare, mariegola, sedi e opere d'arte. Ecco, un primo fondamentale caso è quello dei merciai, che è già stato oggetto di studio in particolare da Emilio Fiorucci e Valentina Sapienza. La Corporazione dei Merciai aveva in origine la propria sede presso il monastero di Santa Maria delle Vergini. Nel 1323 la corporazione si trasferisce a San Daniele, dove resta fino al 1441, anno in cui si sposta a San Zulian, compiendo dunque un movimento migratorio dalla periferia verso il cuore della città e guarda caso proprio nei pressi delle mercerie. Ecco, e qui vedete illustrato questo movimento, appunto in questa immagine ci permette di capire questo forte spostamento appunto dalla periferia verso il centro, il cuore della città. Da notare peraltro che la scuola manterrà comunque profondi legami e rapporti privilegiati con il monastero di San Daniele, tanto da conservare presso la chiesa un altare, per il quale ancora più di un secolo dopo le monache reclamano ai merciai la realizzazione di una nuova pala, sulla quale ad oggi non si hanno ulteriori notizie. Ecco, chissà quindi che non sia proprio questa la ragione per cui la prima preoccupazione dei merciai, una volta giunti a San Zulian, sembra non tanto l'acquisizione di un luogo devozionale, quanto piuttosto l'acquisto di una domuncula parva, definita a più riprese domus assergentibus, quindi un esempio di, diremmo, edilizia popolare destinata all'affitto, presso cui stabilire la propria sede istituzionale.
Abbiamo ritrovato alcune notizie su questo stabile e anche un disegno, tuttavia molto più tardo, risale a un periodo in cui l'edificio versava in condizioni vetuste e rischiava addirittura il crollo, talmente era malmesso. L'edificio era dotato di una corticella posta sul lato posteriore, alla quale si accedeva dalla calle che confina con la chiesa di San Zulian sul lato destro. Proprio qui stavano infatti la porta d'ingresso, la capsa, quindi una sorta di passaggio voltato, e i balconi, ovvero le finestre. Il documento più interessante che abbiamo potuto reperire è datato 17 aprile 1452, quindi 10 anni dopo lo spostamento dei Merciai a San Zulian, e descrive i confini dello stabile, testimoniando come questo luogo fosse in realtà parte di un intero blocco edilizio, tutto di proprietà del capitolo di San Zulian. Per quanto riguarda poi l'altare, sappiamo che a San Zuliano i Merciai cambiano loco più di una volta all'interno della chiesa. Questo pare riflettere, almeno a una prima lettura, appunto la ricerca è ancora in fieri, pare riflettere il ruolo sempre più importante dell'arte nel corso del XVI secolo. Sembra quasi che più la corporazione si allarghi, assorbendo i mestieri tra i più disparati, alcuni dei quali hanno proprio sede già a San Zulian, più avanzi verso l'altare maggiore, alla conquista, possiamo dire, di uno spazio più rappresentativo, più importante. Nel 1487 i Merciai costruiscono ex novo un altare, questa volta a sinistra dell'aula basilicale, intitolato a San Nicolò, in luogo di un altro già intitolato a Santa Caterina. Altare su cui viene collocato il politico di Giovanni Bellini, assai scomparti, oggi perduto. Ecco, tra il 1579 e il 1583 avanzano appunto verso il coro e costruiscono un nuovo altare sul lato opposto dell'aula basilicale, quindi a destra, dedicato alla Beata Vergine Maria Assunta. Altare che viene progettato da Francesco Bernardi da San Vio, con sculture e rilievi di Alessandro Vittoria e la pala di Jacopo Palma il Giovane con l'Assunzione della Vergine. Ecco, quindi il caso dei Merciai è un caso esemplare di molte delle dinamiche che citavo prima e delle domande che ci poniamo. Abbiamo infatti la migrazione dell'arte da una zona all'altra della città, poi lo spostamento dell'altare all'interno della chiesa. Come sede istituzionale abbiamo l'utilizzo di un edificio preesistente, con il conseguente adattamento comunque dell'edificio, della tipologia architettonica, e poi ancora abbiamo il rapporto tra la localizzazione delle botteghe nella zona della città e lo spostamento appunto della sede. Dinamiche tutto sommato molto simili sono quelle vissute dai Tagliapietra, una delle scuole su cui ci siamo concentrati in questa prima fase, in particolare grazie alle ricerche di Alessandro Favero, che ai Tagliapietra ha dedicato la propria tesi di laurea e su cui sta ancora portando avanti le ricerche. Per i Tagliapietra si registra almeno dal 1396 una prima sede istituzionale a San Giovanni Evangelista, dove avevano ottenuto il permesso di usare una stanza al pian terreno o, nel caso fosse occupata, una al piano superiore. Per svolgere le funzioni religiose, i Tagliapietra avevano ottenuto il permesso di celebrare una messa settimanale presso l'altare di Santa Chiara nella chiesa della Scuola Grande. Tra la fine del 1514 e l'inizio del 1515 la scuola si trasferisce a Santa Ponal, dove acquista un terreno nei pressi del campanile, terreno su cui appunto edificare la nuova sede che risulta certamente compiuta al 1586. Tuttavia i Tagliapietra condividevano il loco con un'altra arte, quella degli spezzieri da grosso, quindi qui di nuovo abbiamo i rapporti tra più sodalizi. L'interno della sede era decorato con una pala d'altare attribuita a Vincenzo Catena con i santi coronati, oggi nei depositi delle gallerie dell'Accademia, un polittico di Bartolomeo Vivarini con Sant'Ambrogio, anche questo sempre in deposito alle gallerie, ma soprattutto un altare marmoreo databile al XVII secolo con scolpiti ai lati gli strumenti del mestiere. Altare che ora si trova a San Silvestro, nell'ex sede dei mercanti da Vin. Ecco, la presenza di un altare nella sede istituzionale è un dato particolarmente interessante perché testimonia appunto l'esistenza di una ritualità, di un uso religioso anche presso le sedi istituzionali delle scuole, che dunque appunto non erano solo ambienti di riunione o in cui espletare compiti eminentemente pratici. Naturalmente l'arte aveva un proprio altare anche all'interno della chiesa.
Si tratta del secondo altare sul lato destro, che purtroppo risulta inaccessibile dal momento che la chiesa di Santa Ponal è chiusa al pubblico dal 1976, dunque non abbiamo potuto ad oggi visionarlo, ma l'altare è quantomeno documentato da 2 campagne fotografiche del 79 e del 2006. Ecco, le riproduzioni fotografiche mostrano un altare che per le caratteristiche formali potrebbe essere ancora effettivamente quello costruito e realizzato dai Tagliapietra nella prima metà del Cinquecento. Secondo la storiografia, l'altare ospitava, una pala centinata con i santi coronati in numero di 5, opera di Andrea Schiavone che però è andata perduta in seguito alle spoliazioni napoleoniche. Vorrei concludere questo breve excursus di esempi con il caso dei tintori, che è stato studiato in particolare da Valentina Sapienza. Anche i tintori, come molte corporazioni, come quelle che già abbiamo visto, migrano da un luogo all'altro della città. Originariamente si stabiliscono infatti a San Giovanni Crisostomo, quasi a seguito della comunità dei setaioli lucchesi, che qui si erano stanziati già nel XIII secolo. Ma per la necessità di dover scaricare in acqua, in canale, le acque reflue risultanti dal procedimento della tintura, le botteghe iniziano a fiorire piuttosto nella zona compresa tra il Rio della Misericordia e quello della Sensa. Forse allora non è un caso che il 7 ottobre del 1581 il rettor Gastaldo dei Tintori, insieme ai Gastaldi dei colonnelli dell'arte, quindi tintori da guado, di grana e di seta, si rivolga ai padri della chiesa di Santa Maria dei Servi. La loro scuola desidera infatti trasferirsi presso il monastero dei Servi, trovandosi essa, cito, ristretta ut in loco angusto, presso l'antica parrocchia. I Serviti si erano già offerti circa un mese prima di mettere a disposizione dei tintori il magasin a piè piano contiguo al ponte dei Servi. I frati pongono chiaramente le loro condizioni, quello spazio doveva essere adibito esclusivamente ad uso sacro e non doveva essere in alcun modo profanato, trasformandolo, i frati dicono, in un recetaculo dei banditi. Nel contempo si concede comunque ai tintori l'uso di un locale posto al di sopra di questo magazzino, già destinato ai novizi e ormai vuoto, con possibilità peraltro di sopraelevare ulteriormente l'edificio. Ancora nello stesso accordo, la scuola ottiene la concessione di un altare in chiesa, all'epoca dedicato a San Nicolò e situato dalla parte del convento propinquo al varco. Si tratta del primo altare sulla navata sinistra, quindi immediatamente dopo l'ingresso, su cui verrà collocata la bellissima pala di Leonardo Corona. Ecco, non mancano poi nell'accordo le precisazioni circa le funzioni religiose da tenersi presso l'altare della confraternita e nel locale appunto adibito alla scuola, ancora una volta a testimonianza dell'uso anche devozionale e religioso della sede, oltre poi alla concessione all'arte di 2 arche nel chiostro per seppellire i propri fratelli. Ecco, la sede, che misurava circa 20 metri di lunghezza e 9 metri e mezzo di larghezza e che in seguito a modifiche dell'accordo verrà poi edificata unicamente nel locale al primo piano, è andata distrutta nell'incendio del 1769. La sede ospitava celebri dipinti che sono descritti dalle fonti, penso in particolare a Boschini, tra cui ricordiamo un'opera di Domenico Tintoretto con Maria che provvede di pane Sant'Onofrio bambino e un'ultima cena di Jacopo Palma il giovane. Quindi il tema della carità, esemplificato dal nutrimento, sembra essere un tema prioritario scelto dal sodalizio a livello devozionale. Abbiamo peraltro rinvenuto, li vedete nelle slide, 2 bellissimi disegni acquarellati realizzati probabilmente in occasione appunto dei lavori di rinnovamento dell'edificio negli anni '80 del Cinquecento. Ecco, mi avvio alle conclusioni e vorrei brevemente trattare il tema del trattamento delle fonti, quindi come trattiamo le fonti che abbiamo selezionato. Allo stato attuale le risorse del tutto autonome con cui stiamo portando avanti il progetto non ci permettono di immaginare con precisione il prodotto finale. Sicuramente le informazioni estrapolate verranno trattate con l'uso di strumenti informatici digitali. Per quanto riguarda la localizzazione delle sedi, delle botteghe, degli altari, pensiamo di implementare un GIS per permettere di visualizzare gli spostamenti sia nello spazio ma anche nel tempo.
Ci piacerebbe poi realizzare una biblioteca digitale in cui raccogliere le immagini non solo delle fonti, ma anche delle opere, delle sedi, in generale di tutti i manufatti artistici legati alle scuole. Per trattare invece le fonti seriali che presentano grandi numeri, sia a livello di documenti che di informazioni, penso ad esempio agli artisti e ai membri dei sodalizi, sarà necessario immaginare l'uso di database che consentano di interrogare una mole di dati importante e anche possibilmente di farli dialogare tra loro. Naturalmente la decisione riguardo all'output riguarderà da un lato, dipenderà da un lato dalle risorse a disposizione, ma anche dalla tipologia appunto documentaria che, conclusa la fase di ricognizione, decideremo di privilegiare. È chiaro infatti che fonti sistematiche, caratterizzate dalla presenza di formulari ripetitivi, quasi per non dire standardizzati, risultano più facilmente trattabili e quindi strutturabili. Viceversa, per le fonti che racchiudono un'eterogeneità di informazioni, penso ad esempio appunto alle mariegole stesse, o per quelle tematiche le cui informazioni vanno estrapolate da da una pluralità di fonti, si dovrà pensare a un diverso tipo di trattamento, probabilmente simile anche a quello che è stato concepito proprio per il progetto Marven. Ecco, ulteriore obiettivo sarà poi sicuramente l'organizzazione di workshop, di un convegno, nonché diciamo, la realizzazione di una pubblicazione per presentare alla comunità scientifica i risultati raggiunti. Ma tutto questo è ancora molto lontano, appunto siamo a una fase di ricognizione delle fonti, che è appunto imprescindibile e anche delicata, proprio perché funzionale poi alle decisioni che riguarderanno l'output finale. Dopodiché la nostra urgenza è quella di trovare presto una fonte di finanziamento e speriamo di ottenerla al più presto. Grazie. Bene, allora grazie infinite alle nostre due speakers di oggi, a queste relazioni legate a dei progetti che a mio modo di vedere sono assolutamente vertiginosi, quindi insomma grazie davvero. E magari apriremo un po' il dibattito, quindi se ci sono domande, osservazioni, commenti, è il momento. Buongiorno, ringrazio Emily e Sara per questo stupendo convegno. Volevo chiedere una domanda aperta un po' ad entrambe, proprio perché parlando di scuole grandi, soprattutto nella storiografia un po' del Novecento, del passato, queste scuole grandi si occupano più che altro di materia devozionale. Invece a livello quindi corporativo, questi sodalizi, come erano le arti veneziane, avevano norme sia devozionali che dal punto di vista professionale e nel caso un po' delle pene o dell'importanza che avevano queste norme all'interno dei capitolari, si può evincere una supremazia del mondo professionale o del mondo devozionale oppure se erano allo stesso piano. Non so se è una domanda che è chiara, ecco, grazie. Ma allora chiaramente questo per rispondere è necessario appunto, penso alla fonte principale, chiaramente la Mariegola, per conoscere appunto i temi delle regole principali che i sodalizi si pongono. Ehm, le preoccupazioni principali, quindi i temi principali sono sicuramente quelli legati alla propria attività, quindi al proprio settore di produzione, alla partecipazione dei membri alla vita dell'arte, quindi forse i temi devozionali sono secondari, ma comunque sicuramente presenti. Ancor più secondari i temi legati alla committenza artistica, ma appunto ci sono e il nostro, diciamo, passare a tappeto anche ad esempio le Mariegole, appunto, credo li porterà ad emergere, ecco. Anche Valentina so che ci sta seguendo da remoto, non so se vuole aggiungere.
Non so se prima hai fatto tempo di vedere il grafico che ho fatto l'esperimento, cioè ho interrogato tutto il database, quindi di 14 variegole. In effetti, come ho detto, era internal management che riguardava sì le cariche, l'elezione, e poi c'era la regolazione del lavoro, che è un tema molto ampio, però se poi avete voglia di andare sul sito, che è ancora in versione non definitiva, con qualche errori, con qualche un po' lento, però insomma, e puoi fare una ricerca perché c'è proprio un tag che su quell'oggetto lì. Ecco, quindi ecco, però rispetto a quello che sì, come appunto ci sono anche lì norme in evoluzione e sarà là ampiamente mostrato studiando appunto gli altari, i spostamenti, questo si ritrova nelle Mariegole, però riguardo alla devozione non è che rimane comunque un po' fisso, cioè non, sì, ecco. Altre domande? Valentina, eccola. Grazie mille. In realtà io non ho grandi cose da aggiungere, piuttosto i miei più vivi ringraziamenti, vivi e sentiti ringraziamenti vanno a tutti voi. Mi scuso moltissimo per non poter essere presente oggi con voi, ma insomma ho seguito con estrema attenzione sia la preparazione di questo seminario, sia ovviamente questa splendida presentazione. Ringrazio veramente Emilie e Sara per il loro lavoro. Come tengo tantissimo a ringraziare tutti i partecipanti del gruppo di lavoro di Rive che proprio donando il loro tempo e con estrema generosità intellettuale stanno lavorando a questo progetto. Per rispondere poi alla domanda di Alessandro, ma lascerei anche rapidamente la parola a Matteo Casini che voleva intervenire, mi viene da dire, anche un po' ripensando alle nostre chiacchiere con Emilia a proposito dei merciai, che credo senza dubbio, allora, ovviamente le preoccupazioni principali delle arti, in quanto diciamo sodalizi, sono di carattere eminentemente professionale, cioè la ragione stessa dell'esistenza di un'arte è quella, lo abbiamo già detto, di regolamentare il lavoro e addirittura garantire la qualità dei prodotti finiti. Ciò non toglie che mi sembra di poter osservare così dopo aver messo il naso dentro questo tema da un certo numero di anni, che in realtà c'è una sorta di dissociazione da questo punto di vista, cioè i sodalizi esistono quasi a doppio livello e nel caso dei merciai in particolare è proprio Emily che ha rintracciato questo aspetto, quindi può parlarne certamente meglio di me. Anzi, a Emily devo anche un ringraziamento perché è proprio lei che mi ha segnalato il disegno che abbiamo mostrato oggi della sede dei merciai, quindi la ringrazio moltissimo. Ecco, sembra che addirittura ci possano essere quasi delle dissociazioni tra l'arte intesa come corpo professionale e poi la scuola devozionale dell'arte. Quindi questo è un argomento che in realtà la storiografia, io credo, non ha messo a fuoco sufficientemente e su cui noi ci impegniamo a lavorare proprio perché per noi che studiamo la committenza artistica questo aspetto ha un'importanza cruciale. Ecco, su questo mi taccio e lascio la parola a Matteo che vedo che annuisce con grande convinzione, quindi vorrà sicuramente dire qualcosa di più intelligente di quello che ho detto io. Grazie a tutti. Ecco, sì, grazie. Dunque, innanzitutto complimenti, tanto saluti da Boston, ecco, dove tutti apprezzerebbero tantissimo questo lavoro fantastico che state facendo. Veramente complimenti a Valentina, a tutto il gruppo, complimenti anche
all'altro progetto italo-francese, interessantissimo, ecco, con insomma la possibilità di dare agli studiosi, anche a studiosi un po' esterni come me, a questi progetti insomma, di avere del materiale preziosissimo a disposizione anche quando siamo all'estero. Quindi, perché è chiaro che quando sono a Venezia posso andare io in archivio o al Museo Correr, ma quando sono all'estero invece avere queste fonti a disposizione è una cosa straordinaria. Ecco, quindi veramente complimenti a tutti voi, a tutti i partecipanti e veramente complimenti vivissimi. Ecco. E poi sì, io in realtà ultimamente un po' ho lavorato con le scuole e come Valentina sa ho avuto per un breve periodo un interesse nell'arte dei sartori, in particolare del colonnello dei tagliacalze, e quindi anch'io, questa era la domanda esattamente, Valentina, che dall'esterno volevo fare a voi esperti del settore. Qual è il rapporto fra la definizione scuola e la definizione arte? Perché io, per esempio, nelle fonti cronachistiche, anche lo stesso Marin Sanudo, trovo la dizione spesso le arti, no? Ecco, mentre invece le scuole piccole, che poi io studio anche per altri aspetti, le scuole piccole delle comunità straniere, le scuole piccole devozionali, delle chiese, eccetera, avrebbero, come dire, delle caratteristiche che potrebbero essere diverse. Ecco. Quindi la mia domanda è proprio questa, cioè cosa possiamo capire? Quando io ho studiato i sartori, molto interessante il grosso scontro che avviene a fine 400 all'interno dell'arte fra i tagliacalze, il colonnello dei tagliacalze e l'arte dei sartori è il tentativo, si dice, dei tagliacalze di creare una propria scuola, vogliono creare una propria scuola, no? Che viene naturalmente impedito dai sartori, anche con l'aiuto, peraltro, se ben mi ricordo, delle magistrature del governo veneziano. Ecco. Quindi Marin Sanudo, quando parla a proposito di devozione generale, io mi sono occupato della partecipazione delle arti ai grandi rituali civici veneziani. Le arti partecipavano solo ad alcuni dei momenti fondamentali del calendario civico, ad altre non partecipavano, però poi in un'altra sede apriremo un nuovo capitolo interessante che ho scoperto sul rapporto fra artigiani e scuole grandi, ma ne parliamo poi un'altra volta. E quindi, per esempio, Sanudo dice le scuole piccole partecipavano in massa ai funerali dogali, molto interessanti, però poi non specifica molto bene chi fossero queste scuole piccole e chi non fossero queste scuole piccole. Ecco, quindi la mia domanda generale da profano è qual è il rapporto fra la definizione di arte professionale, come aspetto professionale, e la scuola devozionale? Ecco, sono diversi, sono la stessa cosa, eccetera. Ecco, punto, grazie. A tutti quanti, ecco, a Valentina e a tutti i partecipanti, grazie. Ma sì, ringrazio Matteo Casini per questa riflessione, per questo spunto di riflessione. Sicuramente, come accennava Valentina, il rapporto tra scuole d'arte, scuole di devozione è effettivamente una delle dinamiche da indagare e che credo questo progetto potrà chiarire. Ecco, noi stessi ci siamo imbattuti in questo problema. Penso ad esempio appunto al contesto di Santa Ponal. Ci sono i Tagliapietra, c'è la scuola degli Spezieri da Grosso, c'è la scuola devozionale di San Gottardo, che di fatto coincide con gli Spezieri da Grosso e che condivide la sede con i Tagliapietra. Quindi mi viene da rispondere di primo impatto che è proprio una dinamica tutta da studiare. Non so, Valentina, se vuoi aggiungere qualcosa. È sicuramente una dinamica, fortemente presente, l'intreccio di queste scuole delle arti. Aggiungo rapidissimamente che tornerei all'esempio dei merciai, che è quello che ci mette più in crisi di tutti, perché addirittura per quanto per le chiacchiere fatte con Emily, nel caso dei merciai emerge la presenza di un doppio gastaldo. E lì è un... Cioè, però, ripeto, Matteo, noi non abbiamo per adesso le risposte a questa domanda
a queste domande. Si tratta proprio di una penso, delle piste più importanti a cui dare una risposta indagando. Io non ho l'impressione che l'arte e la scuola di devozione siano due cose diverse. Io ho l'impressione che siano la stessa cosa, ma che poi nell'esercizio delle funzioni si possano creare come, diciamo, dei sottolivelli, degli ulteriori livelli di ripartizione dei compiti. Questa è l'impressione generale che ho io, però ancora siamo troppo acerbi. Grazie. Altre domande? Da qui o dall'etere? Beh, allora sì, benissimo. Avevo una curiosità generale. Mi chiedevo che notizie avete per quanto riguarda l'argomento dei finanziamenti di queste altari, sedi, eh, e, insomma tutto il mondo di manufatti che gira attorno poi a queste corporazioni. Grazie. Sì, appunto la questione dei finanziamenti delle opere che vengono commissionate e poi anche delle sedi è sicuramente uno dei temi che vogliamo indagare. Abbiamo appunto casi in cui l'arte partecipa come gruppo collettivo, quindi tutta l'arte che partecipa alla commissione di opere, ma abbiamo casi in cui invece ci sono singoli membri che spiccano all'interno dell'arte e quindi si fanno promotori della committenza artistica. Però appunto è una delle piste di ricerca che sicuramente approfondiremo. Come si realizzano queste dinamiche, se ci sono degli elementi ripetitivi in queste dinamiche, quindi per la commissione, non so, ad esempio della pala d'altare, si fanno avanti singoli individui piuttosto che comunemente tutta l'arte, viceversa, insomma, quindi sicuramente in questa fase non abbiamo appunto risposte, ma sono tutti interrogativi che ci poniamo e dagli esempi che abbiamo fino qui messo insieme sono tutte dinamiche che compaiono in quasi tutte appunto le scuole d'arte. La mia non è una domanda, è più una questione di carattere pratico, sì? Perché ho visto che il sito francese che hai mostrato, Emilino Nacala, è interessante perché contempla nella presentazione delle schede, diciamo, dei DOI. Quindi secondo me questo sarebbe molto importante. Sì, quindi di non prevedere, come dire, sempre questo lavorare, 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 poi database e database che alla fine, insomma, è bello, però a chi lo fa non viene niente. Mentre questo utilizzo dei DOI permette comunque, no, di raccogliere anche dei titoli spendibili, cioè che uno può utilizzare, no, nel suo curriculum. Quindi questo mi sembra molto importante e che si può utilizzare anche in work in progress, non necessariamente come un prodotto finito, no? Quindi trovare i giusti agganci con appunto i tecnici che si occupano di questi aspetti sarebbe molto da curare senza aspettare al grande prodotto finale, no? Che poi chissà quando arriverà, visto che il tema è quasi infinito, no? Altre domande o commenti? Allora, io avevo giusto un'osservazione, una curiosità per Emily, appunto
come vi dicevo, ho davvero l'impressione che siano due progetti assolutamente vertiginosi con mille dinamiche e in cui la dimensione normativa affiora da tutte le parti. E per Emilia avevo una curiosità che magari è, diciamo, marginale, magari non te ne sei direttamente occupata tu, quindi può essere che faccio un po' una domanda che non è esattamente centrata sul tuo tipo di competenza nel progetto, però ero curiosa di sapere un po' tecnicamente e concettualmente come sono state elaborate le categorie per poi, diciamo, taggare i testi che sono stati trascritti in TI. E poi soprattutto ce n'era una che mi incuriosiva moltissimo, che era quella dei conflitti. Quindi lì che tipo di conflitti si mappano e a cosa si fa riferimento? Ecco, questo un po' proprio come curiosità guardando appunto le slide che erano estremamente dettagliate. Ecco, grazie. Grazie per la domanda, le domande. Allora, le categorie sono state definite principalmente da Matteo Pompermayer con Annabella Vitis e François Delisle, perché io ho ripreso il progetto in corso, però abbiamo comunque lavorato tutti insieme e teoricamente diciamo, la storiografia, infatti avevo messo anche questo saggio molto interessante da Paola Lanaro, che aveva già lanciato un po' nell'idea, ma aveva, e cioè, che la storiografia spesso ha presentato, soprattutto in Francia, anche in Italia, fascismo, gli statuti come quelli che davano una visione un po' lentive, non so, stabile, no? delle corporazioni. Invece qua nel caso veneziano sono proprio animati. E quindi su questa base dei studi un po' sparsi, così sono state elaborate questi temi. Sono numerosi temi, adesso non so, le avevo contate, sono 15 o 16 e all'epoca, quando io sono subentrata nel progetto, c'erano 19 temi e sono tanti. E quindi abbiamo dovuto, anche con tutti i rischi, infatti nella presentazione non ho parlato dei limiti, non dei limiti, ma dei difficoltà di questo progetto, è anche questo, e soprattutto anche, cioè, non è che sono ChatGPT o un robot, e quindi dopo un po', quando ne abbiamo visto 15 delle regole, ci fa riflettere, forse questo l'abbiamo sbagliato, questo è troppo ampio, questo dovevamo, quindi ecco. Per esempio, anche lì c'è il tag donna, ma non c'è una regola dove, cioè non è come che sì, ogni tanto c'è che le donne debbano fare, e allora si mette il tag donna e regolazione del lavoro. Però a volte figure un po' più, diciamo, periferiche nei statuti sono state taggate, mentre non è l'oggetto della regola, per esempio, sono soltanto nominati, ma sappiamo tutti che appunto se noi non facciamo questo lavoro di tag anche molto minuzioso, allora perdiamo un po', ecco, così. E rispetto ai conflitti, giusto? Conflitti, tutti i conflitti abbiamo messo. Ogni volta che c'era conflitti tra corporazioni, quindi tra diversi gruppi, tra individui, ecco. Sì, non so se magari qualche esempio. Sì, beh, tra, non lo so, specchieri e merciai, che lì, cioè, con i merciai siamo fino al 1700 con questi, infatti, travolta rileggevo anche, i merciai arrivano anche al punto di creare un tribunale dell'arte dei merciai nel 1600. Infatti penso anche, Valentina, che era presso l'edificio che hai mostrato, credo. Infatti volevo vedere un po' con te. E quindi conflitti corporativi che sono molto correnti, ecco, e poi non lo so, anche conflitti incorporati contro il gastaldo. Infatti nella Mariegola che avete online, sul tag conflitti, se andate a vedere, c'è proprio questi che insultano il gastaldo, e quindi anche lì si vede un po' l'agire, un po', non dico quotidiano, ma questi piccoli incidenti che magari non sono trascritti altrove. Ecco, e poi ogni tanto anche, sì, no, basta, mi fermo. Ecco. No, no, molto, molto, molto interessante, davvero.
Altro? Beh, allora forse potremmo pensare di chiudere qui? Sì? Beh, non so, Martino, se vuoi... No? Ok, ok, va bene. No, allora, niente, io vi ringrazio tutti moltissimo. Insomma, è stato davvero per me stupendo partecipare anche un po' dall'interno a questo ciclo di seminari sulla forma e la norma nella cultura del lungo Rinascimento veneziano. E appunto in questi 5 incontri abbiamo davvero visto come e avuto l'occasione di parlare di immagini, ma attraverso un prisma che prendeva in considerazione varie discipline, dalla storia del diritto alla storia dell'architettura, alla danza e mille altre cose. Quindi per me è stata davvero un'occasione bellissima, come è stato stupendo vedere questo gruppo di lavoro in azione, che è davvero una cosa molto rara da vedere. Quindi io ringrazio voi, ringrazio appunto tutti i coorganizzatori, ringrazio Valentina Sapienza moltissimo e appunto vi suggerisco di guardare le pagine Facebook e e il sito, bene, grazie mille, e il sito anche per avere notizie sulla prossima edizione del ciclo di seminari e per tutte le varie attività prossime del centro. Grazie mille a tutti e buona serata a presto. E grazie ancora.